Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Come ormai è buonissima consuetudine, ritorniamo anche questa domenica mattina qui su Radio Bella e Monella in compagnia naturalmente del vostro unico duo che è un trio preferito, ovvero Marco e Pippo! Che vi terranno compagnia, anzi vi terremo perché dobbiamo parlare in terza persona. Piaceva, sembrava. Vi terremo compagnia fino a mezzogiorno e ci saranno anche oggi tante rubriche e tantissimi ospiti. Tantissimi ospiti, sarà una puntata scoppiettante come dicono quelli bravi, no? Sì, però scusa, a proposito, se posso chiudere un attimo questa parentesi, mi dà fastidio vedere Marco poi tirare sulla borsa a terra, mi dà fastidio. Ti vedo distratto. Cosa che gasta borsa? No, per terra non si usa perché porta male. Cosa vuol dire porta male? Cosa c'è? Allora, superstizioso. Non tanto, però la borsa per terra porta male perché rappresenta il denaro che se ne va. Vabbè, è mio è anni che è andato via. E comunque va bene, ecco, bravo che l'hai tirato su. E Pippo, visto che ci siamo stasera alla cena, lascia a casa una persona. Vuol dire lascia a casa una persona? Cioè, sì, no, uno qualsiasi, siamo in 13, non è che se fai in 13 una cena, non si fa. Ma sta a casa, scusa, ma perché non vado a portare i miei amici? Perché sta roba superstiziosa? No, non sono superstizioso, no, ma come diceva Edoardo De Filippo, essere superstiziosi è da ignoranti. Ma non esserlo porta male perché vedi, però secondo me tu sei superstizioso, Guy, proprio perché oggi è il 17 novembre che è una giornata particolare, è vero, no? Perché oggi ragazzi è il gatto nero day. Sì. Una giornata istituita proprio per dire basta a tutte queste superstizioni, alle leggende sui gatti neri poveri. Bravi. Perché se guardiamo bene sono anche belli da vedere, sono un simbolo di eleganza, in molte culture addirittura portano fortuna. No, bisogna dirla questa roba. Per esempio abbiamo letto che nell'antica Roma i gatti neri erano considerati dei veri e propri portafortuna. Per cui dopo la loro morte era usanza bruciarli, poi si spargevano le ceneri e ci si augurava un buon raccolto. Naturalmente dopo la loro morte naturale, Maccaria, certo. Ma ancora oggi in certi paesi anglosassoni sono portatori di amore, soldi, felicità. I gatti neri porta bega. Certo, finché non ti attraversano la strada portano bene. No, dai, a parte gli scherzi, non sono superstizioso, non sono assolutamente superstizioso. In realtà da piccolo lo ero tantissimo, devo dire la verità. Io pensate che non calpestavo le fughe delle piastrelle. Una cosa ma anche adesso quindi oppure no? No, adesso ci rido Hai su. risolto, Ho risolto, anche se non è stato facile arredare casa con un'unica piastrella da 80 metri quadri. Sei guarito proprio. Sì. E voi a casa, superstiziosi o meno, preparatevi alle prossime 2 ore di Senz'altro domenica. Torniamo a Senz'altro domenica col primo ospite della giornata, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone. Benvenuto assessore, come ha visto, siamo partiti un po' leggerini. Abbiamo iniziato con un tema leggero, la giornata mondiale del gatto nero. Cosa ne pensa lei? Io sinceramente non l'ho mai assaggiato, neanche mi interessa. No, assessore, intendeva il gatto nero inteso come simbolo della sfortuna, questo. Non come piatto. Allora io credo che nella vita non esistano né fortuna né sfortuna. Nella vita ciò che conta è che sii tu protagonista dei tuoi successi. Questa è una bella cosa, bravo. Ne parlavo proprio ieri con la mia cartomante di fiducia. Come? Ma cosa bravo? La cartomante ha appena detto il contrario. Che scherzo! Ecco. Un bravo politico non deve credere a ste cose. Bravo. Un bravo politico, sai cosa deve? No. Fare. Ripeti? Fare. Vedo che mi seguite, ragazzi. Bravo. Spesso non basta neanche questo perché purtroppo. Ripeto, purtroppo. No, purtroppo. Le ripeto anch'io, purtroppo. Le persone, i cittadini, non si ricordano delle 10 cose buone che hai fatto, ma delle 1000 cose che hai sbagliato. Scusa, se sono 1000 le cose sbagliate, 10 quelle buone, che anche ha ragione. Scusi. Già che rivedo i dati. Direi di ma sì. tipo le cose più difficili che lei affronta come politico. Guardi, l'altro giorno per esempio mi catavo da solo a un'ora tarda. Mi trovavo da solo a tarda ora. C'eri anche tu, non ti No, la sto correggendo. Lasci stare di tradurre okay. per tutti noi. Ero in municipio e dovevo fare una fotocopia
fotocopia fronte e retro. Fronte retro, non sei una roba vecchia. Però ragazzi, diciamoci la verità, chi è che riesce a fare una fotocopia fronte e retro al primo colpo? Dai, nessuno. Neanche Salvatore Aranzulla. No, scusate, posso dire che ormai ci sono delle stampanti moderne che lo fanno in automatico. Sì, ma la nostra no, in comune no. E ora cosa fai? Intanto stampi pagina 1, dopo apri il cassetto e allora provi a metterla, non so, col testo che guarda in su, va a vedere se stampando pagina 2 viene fuori del rio. Ma no, al primo colpo si sovrascrive. Allora capisci che è l'altro verso, allora lo metti giusto, ma è dritto o storto? Sicuramente sarà storta. E ora prova un'altra volta. Quante volte hai provato, assessore? Sono stata alla fine 3:30 della mattina. E sapete cos'è successo alla fine? Cosa sei riuscito? È venuta dritta? No, si è finito il toner. No. E chi trovavo a quell'ora in municipio a cambiare il toner? Scusi, ma lo cambi lei il toner? Non è mica così impossibile cambiarlo. È impossibile, ragazzi. Sapete qual è la seconda causa di imprecazioni in municipio? Sapete qual è? No. La scritta cambiare toner. Sì. E la prima? Carta esaurita. Ma non sulla stampante, in bagno. Sì. Comunque, assessore, mi pare che sia andato un po' fuori tema perché stavamo parlando di sfiga. Sì, perché stare in bagno senza carta come a Ciamito. Qui a Senz'altro Domenica non ci sono soltanto ospiti, ma ci sono anche delle rubriche e delle rubriche molto profonde, come quella che sta per arrivare ora, che ha anche una sigla. Busa Moment. Perché Busa Moment? Perché è un momento profondo come una busa. Esatto. Le nostre riflessioni profonde questa settimana mi sono permesso di scriverla io. Prego. Tutto è partito dai 14 anni della mia nipotina, che ha compiuto 14 anni. Auguri. Bello. A lei e a tutti i 14 anni. E i 14 anni sono molto diversi dai miei 14 anni. Oggi erano tutte le ragazze bellissime, in tubino nero, tutto molto instagrammabile. A 14 anni, i miei 14 anni io non mi ricordo ragazze bellissime, le mie compagne di classe in effetti no. Questo è vero. C'era meno cura, c'erano molti più baffi, barbe e cose del genere. Andava già di moda allora la barba. Andava di moda. Però sono molto diversi dai miei 14 anni. C'è questa grande festa, tutto molto instagrammabile. Io i miei 14 anni, sapete perché me li ricordo? Non erano instagrammabili. Ma non c'era Instagram. Noi nati nel 79 a 14 anni avevamo un solo grande obiettivo. Lo so. Andare via in motorino. Lo sapevo. Io me le ricordo la mattina dei 14 anni, mi sono svegliato alle 7. Mi sono messo il casco, ho preso il motorino per la prima volta e sono andato in strada. Che motorino avevi? Il Ciao. Anche se non era ancora arrivato, e quindi ho usato il motorino di mia mamma, un simil Califfo, ma non importa. Bello. Il Califfo. Che non era elaborato, vero Marco, il tuo Califfo? No, il Califfo della mamma. No, mi auguro, sua mamma col Califfo. Neanche il Ciao, questo lo diciamo. Poi fuori onda vi spiego. Esatto. Forse non avrei fatto questa. Io ho una cosa simile, che io avevo il sì nei miei 14 anni, ho usato il sì. Aveva una cosa simile con il Ciao, che facevo i 45 km all'ora se non era drogato. Non il mio. E tutta la compagnia invece con gli scooter andava ai 70, 75, 80, e quindi ero veramente il più sfigato. A proposito di sfiga del tema perché di tu sei dell'82 ed erano già entrati gli scooter. Noi degli anni, io fino anni 70, ma c'erano i motorini, no? E quindi salivo dietro allo scooter del mio amico Michele, seduto dietro, e mi scorazzava in giro perché ero troppo lento. Comunque l'importante era andare in motorino. Allora mi sono chiesto, ci siamo persi qualcosa o è solo cambiato? Noi nostalgici diciamo ci siamo persi la magia della moto, il desiderare l'F10, il booster, il Typhoon, l'F12 Phantom, oppure c'erano le inarenabili, la RS50 Chesterfield. Ve la ricordate? O la Cagiva Mito. La Cagiva Mito, bellissima. Io ce l'ho avuta usata, e l'ho anche presa. La Vespa, cioè per qualche modo all'epoca stavo dicendo la Vespa. Ecco, tutte queste cose non esistono più. E io da nostalgico dico un po' mi manca quella cosa dei 14 anni. Un po' sì. È anche vero che oggi mandare un 14enne su strada non è più quel mondo là. No. Comunque insomma, da nostalgico vi dico mi manca questa cosa. E allora voglio chiudere con una citazione molto nostalgica che ho trovato su Twitter. Dei 14 anni mi manca la libertà del motorino, l'odore della benza, i passaggi alle amiche, le frenate inutili per sentire le tette sulla schiena. Bellissimo. Sono certo che questa non l'ha scritta il mio amico Michele. Non gli mancano le tue tette. No.
Senz'altro domenica, sempre in vostra compagnia con Marco, Pippo e Gaetano, ed è un momento questo davvero davvero profondo, perché ci mettiamo. Scusa, abbiamo già fatto il momento, il Busa Moment, dobbiamo farne un altro però profondo? Dice profondo ridendo, quindi c'è qualcosa di strano. Ok. Perché è il momento in cui abbiamo scelto di metterci a nudo con il nostro pubblico e raccontare le nostre cose più intime. Oggi il tema è quello della sfiga e voglio mettere a nudo le mie riflessioni sulla sfiga. Vai, bello, vai. La prima riflessione è che secondo me ci sono cose che secondo me portano sfiga, ma non è ufficiale, come il gatto nero. Sì, sono cose più personali, no? Sì. Rispetto alla tua esperienza. Però ci la può sfiga stare. c'è quella riconosciuta, ma poi ci sono anche le superstizioni esatto, personali. Ma dai, poi diciamo. conoscendo Per esempio. Pippo devono essere tante le cose. No, Cioè, tipo io se vedo un carro funebre per strada io non riesco a superarlo, cioè mi fa troppo strano. Ma perché? Ma secondo me porta sfiga a superare un carro funebre. Ma perché Cioè, superarlo? Come superare la morte, cioè non so, mi dà sta Vabbè, idea. può essere anche visto dall'altro punto di vista, no? Cioè dire la supero, quindi vado oltre la morte. Ma No, ti pensa ai parenti del morto? Ma chi è stato avanti? Sì, ho partecipato a un sacco del funerale per questo problema. senza conoscere il morto, no, non beh, Dopo altre riflessioni, ci sono gesti scaramantici che secondo me non funzionerà mai. Sì. Per esempio, un gesto che non può funzionare è quando i calciatori si fa il segno di croce prima della partita. Cioè c'è un problema. Cioè, metti se che due avversari, hai capito? Che se Milan-Inter, se fa il segno di croce uno del Milan e uno del pareggio, X. Oppure quello che se segna meglio, forse il primo che l'ha quello che fatto, ci non lo crede so. di più, o quello no? che io non lo so. Oppure quello più bravo, cioè io dico anche poi magari. E ora non serve a niente questo. Esatto, non serve a non niente. serve. Allora, personalmente c'è una cosa che io faccio che non è per scaramanzia, ma è per sentirmi più sicuro. Sì. Allora, se ho un successo nel lavoro e magari indossavo proprio quella maglietta, e sì. quando torno in un'altra occasione lavorativa cercherò di indossare quella stessa maglietta, perché questa cosa mi fa sentire meglio. Mi fa Sì, sentire certo, più per sicuro. carità, però insomma magari alla lunga insomma non è così utile, no? Non lo so. Oppure più magari che altro- devi anche lavarla. Eccolo qua, il problema Come è eccolo che... qua? Come eccolo qua? Scusa. Allora, una volta per essere sicuro in un'occasione di lavoro, cercavo la mia t-shirt della sicurezza, ma era nel cestone delle cose. Mamma mia. E io l'ho recuperata, non avevo fatto in tempo a lavarla, ma era il caso di lavarla. No. Ho ovviato con del profumo, diciamo così. Vabbè. Notoriamente supplisce alla pulizia e Assolutamente. all'igiene personale. Devo dire che Diciamolo. l'incontro è andato bene, però non so perché le persone non mi stavano mai vicine. Ma va! Qui a Senz'altro Domenica vogliamo anche dare voce agli ascoltatori. Bravo, sì. Abbiamo spesso dei vocali che ci vengono mandati e spesso, molto spesso, sono sempre le stesse persone che ce li mandano. Praticamente sempre. Praticamente sì. Sentiamo il primo. Ciao, sono Saverio. A proposito di sfiga, vi ho mai raccontato di che volta che una zanzara si è venuta a beccarmi e poi mica ho beccato io? Ma che razza di aneddoto sei? Ma Saverio deve smetterla di mandarci i Guarda suoi che basta, vocali. ragazzi, non lo bloccarli i numeri. Sì, Basta effettivamente. bloccarli. Ma abbiamo un altro vocale. Sì. Ciao ragazzi, sono Vianeo da Mestre. A proposito di sfiga, proprio ieri sono uscito con una ragazza per la prima volta. Io non avevo prenotato il ristorante perché star là a prenotare, non avevo voglia. E allora abbiamo fatto un sacco di strada a piedi per cercare un posto e lei era arrabbiata, veramente, che ragazzi non avevo mai vista così arrabbiata, anche perché aveva i tacchi proprio. E allora dopo 2 chilometri che camminavamo siamo entrati dentro un baretto, una bettola, e che devo dire che mi mangiava tanto male, ma tanto forte. E siccome non avevano il POS, guarda che razza di sfiga, e siccome io non giro mai con i contanti, ha dovuto pagare lei. Mi credete che alla fine, quando l'ho invitata a casa mia, mi ha detto no? Ma guarda che razza di sfiga. Eppure le avevo detto, guarda, ti assicuro, mia mamma e mio papà non entrano mai in cameretta mia, te lo assicuro. Ah, che sfiga proprio. Come mai le avrà detto di no? Inspiegabili. Un'ora di vocale comunque. Sì. Ma a proposito di sfiga, naturalmente noi qui in presenza abbiamo il solito ascoltatore che viene qui perché non ha il caricabatterie Se del è telefono. sfigato, se l'ha dimenticato. Ma non è, ma glielo ho regalato uno la settimana Se è scorsa. sfigato, l'ha perso.
purtroppo l'ho perso. Purtroppo, sì. Ciao, sono Massimo Massimiliano Babetto, detto Maggi. E anch'io un interessantissimo aneddoto che riguarda della sfortuna. Comunque, per fortuna che sei sempre qua sotto la radio quando è ora di venire su. La fortuna sarà la sua, non certo la nostra. Esatto. E allora racconto che quella volta che avevo fatto il presepio vivente in parrocchia, e era molto bello fare il presepio vivente. E ero là, però è successa una drammatica vicenda. Cioè? Che la pecorella ha fatto la popò sui piedi del pastore. Che schifo. E indovina chi ero mi? Beh, il pastore. No, pecorella. Ma no, ma che schifo! Ma per piacere! È arrivato qui a Senz'altro Domenica il momento di giocare. Sì. Questa volta il quiz l'ho preparato io, il tema. Quindi sei contento perché non devi rispondere. Esatto, e soprattutto è quello. Anche perché di solito fate di tutto per non farmi vincere. Esatto. E invece oggi io sarò totalmente imparziale e vi ho preparato un quiz sul tema sfortune nel mondo, quindi superstizioni. Mi fai vedere le risposte? No, certamente no. Allora, per la prima domanda è questa, giocate anche da casa, mi raccomando. Per quale motivo si crede che rompere uno specchio porti sfortuna? Bravo. A. Si pensa che intrappoli la propria anima. B. Simboleggia 7 anni di malattia. C. Perché poi tocca ricomprarlo. La prima è... La seconda. Sì, allora, si intrappola la propria anima. Ed è risposta esatta per Marco. Ovviamente, perché questo diciamo, si credeva, pensate, che ogni superficie riflettente, a prescindere da quale fosse, rappresentava l'anima. E quindi romperla intrappolava l'anima. Certo, ovvio. 1-0 per Marco. La seconda domanda è la seguente. Sì. A caso, comunque. Qual è il giorno della settimana considerato il più sfortunato, soprattutto in Italia? Lunedì dopo il weekend, martedì, venerdì. Venerdì 17, no? Sì, anche secondo me. E qui invece sbagliate entrambi, perché è il martedì, proprio perché Marte non si sposa, non si parte, ma in realtà perché nella mitologia nordica, per esempio, Marte era il dio della guerra, quindi associato al fatto che comunque credessero che le attività svolte durante quel giorno fossero di cattivo auspicio, per cui non allora basta, mettetevi in ferie tutti i martedì. Esatto. E se te rompi uno specchio del martedì, è una combo, come dicono i giovani. La domanda numero 3. Non i giovani, tra l'altro. La domanda numero 3. Che cosa è considerato un gesto di buon auspicio se si fa prima di un esame o una prova importante? Tipo mettere la maglietta Pippo la stessa se sei lavata, ma le risposte sono le stesse. Incrociare le dita. Pagare la commissione, può essere una cosa buona, o fischiare 3 volte. Beh, da come l'hai detto direi fischiare 3 volte. Anch'io, ma solo per come l'hai detto. Bravi, ma siccome sono un attore vi ho ingannato ed è invece incrociare le dita perché sì, ha origini religiose. Risalirebbe infatti al primo cristianesimo, quando si ricorreva per evocare il simbolo della croce, no? Quindi si incrocia per quel motivo lì. Sì. Poi invece ultima domanda, vediamo un po'. Per cui ti ho incrociato. Esatto, incrociato. Cosa bisogna fare per evitare la sfortuna? Ma è così, è questa, non è che. Cosa bisogna fare per evitare la sfortuna se si versa accidentalmente del sale? Questa è molto tua napoletana. A versarci sopra, ad esempio, dell'olio, mangiarci anche un pezzettino di pane con qualche pomodorino, un pizzico di origano, potrebbe essere buono. Oppure lanciare un pizzico di sale dietro la spalla sinistra, oppure lanciare un pizzico di sale dietro la spalla destra. Sale dietro la spalla sinistra. Destra. Ed è sinistra, perché la sinistra si incrocia. No, perché è il lato del diavolo la sinistra, e quindi la mano destra bisogna utilizzare proprio bisogna lanciarla di là. Ragazzi, da questo quiz abbiamo capito una cosa: tirate a caso e siete i vincitori. Riprendiamo con la seconda ora di Senz'altro Domenica, sempre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. A proposito, Marco, di che anno sei? 79. Tu, Pippo? 82. Allora io e te, Marco, apparteniamo alla categoria, alla generazione X, certo. Mentre Pippo è generazione Y o Millennials. Vogliamo spiegarlo anche per velocemente? La generazione X è quella nati tra i 64 e 1980, che hanno vissuto tutte le rivoluzioni sociali, industriale. Industriale un po' troppo. E hanno molte esperienze differenti, no? Quindi sono stati anche i primi ad approcciarsi a internet.
mentre la generazione Y o millennials, quella la di mia Pippo, generazione siamo stati quelli che sono cresciuti con internet, col computer, siamo ottimisti e tolleranti, ambiziosi e competitivi. Diciamolo, sto leggendo tra il 1980 e il 1995 siete generazione. Poi c'è la Z, Marco. Poi c'è la Z, e quindi tra il 95 e il 2010 nativi digitali, conoscono il web, hanno i social network, sono aperti, meno rigidi rispetto alle generazioni precedenti, multiculturali. Esatto, e poi adesso ormai ci sono addirittura, perché continuano a spuntare fuori generazioni, c'è quella alfa che è nati dopo quelli il 2010. che ascoltano alfa, quindi. No, beh, più o meno sì, credo di sì. Ma comunque gestiscono una grande quantità di stimoli, hanno familiarità anche con l'intelligenza artificiale, insomma è la realtà virtuale. Queste sono le generazioni. Perché dici tutto questo, Gaetano? Perché c'è qualcosa che non quadra. Sì, perché infatti adesso leggendo queste categorizzazioni, io e Guy siamo tecnologici, ma tu Pippo no. Scusa, meno so tecnologico. Dai, meno Pippo. so tecnologico. Dai. Meno so tecnologico. Appunto. Pippo è quello che gira ancora con la cartina geografica in mano. È vero. No, dai, di la verità, ha comprato recentemente un TomTom proprio la settimana scorsa. Perché voi dite di essere così tanto più tecnologici di me? Io ad esempio gioco con i videogame, la realtà virtuale, insomma. No, non ti sei tecnologico, semplicemente te che hai tanto tempo da perdere. Guarda che io per esempio invece uso Esatto. tantissimo il telefono. Vero? Per esempio il mio telefono oggi mi ha ricordato di svegliarmi e il mio telefono oggi mi ha ricordato di essere qui in radio. Ti ha accompagnato fino a qui, immagino. Sì, quello che diciamo anche il principio di Alzheimer, però mi piace definirmi tecnologico. Sì, in ogni caso siamo molto più tecnologici di te. Allora Pippo. ragazzi, io non ci sto a questa presa in giro, basta prendermi in giro su vabbè, sta roba dai. che non so tecnologico. Vabbè, non sei tecnologico, No, dai. se non la smettete che mando un fax al mio avvocato. Un fax? E il piccione se mai ha. Domenica è anche il giorno in cui si va a fare un bel giro in macchina, magari per le strade meravigliose del nostro Veneto o delle meravigliose regioni limitrofe. O ti dirò di più, magari è la giornata che ci dedichiamo per andare a comprare una nuova auto. Certo, perché no? se l'auto non ce l'hai deve ascoltare Radio Bella e Monella, No, perché noi ce l'abbiamo il sì. venditore numero uno. Vabbè, insomma, su questo non sono molto d'accordo. È tornato a trovarci Franco concessionario. Buona domenica amiche e amici, se sei rimasto a piedi con la tua auto compra una delle mie e rimani a piedi anche con quella. Ma che razza di slogan è, signor Franco? Solo da noi trovi auto economiche a basse pretese, funzionali ed economiche. Dopo comunque se mettiamo d'accordo. Certo. Dai, quali sono le offerte della settimana? Audi Coupé del 1987, bella ma senza freni. Depiance 9 Coupé. Sistemi i freni, scusi. va Dopo bene. comunque se mettiamo d'accordo. Vabbè, ma se mettiamo d'accordo dopo forse si è massa tardi. Offerta della settimana, Seat Toledo, anno 1992, l'anno migliore delle macchine come tutti sanno. Vabbè, non lo sapevo, ma delle vabbè. macchine in generale, come il vino che hai annate. Versione bicolor, abbiamo sostituito il cofano, ne abbiamo trovato uno nero per una macchina rossa. 1500 euro. Non è proprio bicolor. Per gli amanti del custom, Fiat 500 Abarth gialla coi capelli a spunciotto, l'abbiamo chiamata Fiat Abarth Simpson. Ma guarda, penso che signor Franco se ne vada perché veramente Anche non... le custom, anche le Prima dell'offerta della settimana Che c'è ancora? vorrei C'è proporvi una Seat Cupra usata per accompagnare le metti trebbie. Presente macchine con bandierina rossa che svelano. Ma cosa c'entra, In scusi? questo caso è una Cupra Formenton. Ma per piacere, senta, signor Franco, basta, secondo me basta così. Offerta della settimana. Un'altra! Fiat Panda 1980, 53.417 km certificati. Ma caspita, sono tantissimi, scusi. 2000 euro, certificati, chiavi in mano, 2000 euro. Dopo comunque Se mettiamo d'accordo. E se 2000 euro vi sembrano troppi, sentite qua: sensori di parcheggio anteriori e posteriori, clima bisogna, cruise control con limitatori di velocità, mantenimento di corsia, assistente per le partenze in salita, mobilizer, caspita. guida assistita a secondo livello, cambio automatico. Sono tutti accessori che non ha. E allora, ovvio, mi pareva anche a massa strano. Cosa ti dice? Adesso devo scappare perché vado a consegnare a un cliente di Castelfranco qua una Renault difficilissima Renault Laguna immagino sì, sia. Ok. del 1984. Mamma mia, dell'84 addirittura. In realtà sarebbe una Renault 5, ma essendo caduta in acqua da ferryboat Lido Piazzale Roma abbiamo cambiato modello. Ma per piacere. 3.000 euro e dopo comunque Se mettiamo d'accordo. Grazie signor Franco concessionario.
Cari miei Marco e Pippo, sapete che giorno è oggi? Il domenica. Sì, ma 17 novembre l'abbiamo già detto. Ma sapete cos'è accaduto nella storia questo stesso giorno? No. Non si sa che cos'è accaduto oggi. Esatto, questo sì. Però perché andiamo un po' a commentare le notizie del passato, no? Le notizie fuori tempo, quelle che non si potevano commentare anche e soprattutto perché non c'erano i social. 17 novembre allora vediamo un piccolo quiz. A. Inaugurato il canale di Suez. B. Arnold Schwarzenegger diventa il 38esimo governatore dello stato della California. Oppure C. Viene brevettato il topo più celebre della storia. Guarda, siccome sono cose molto particolari, ti direi che sono vere tutte e tre. Bravo Pippo. Sai chi è il topo più celebre? Allora, intanto Schwarzenegger. Gigio? Ma no, Topo Gigio, il mouse del computer. Sì, perché fu inventato da un ingegnere elettronico americano, Douglas Engelbart, e lo inventò nel 1963, ma poi lo brevettò il 17 novembre del 1970. E dopo si lamenta della burocrazia in Italia. 7 anni. Pensa se fosse stato un veneto, non avremmo il mouse, ma avremmo il sorse. Il sorse, esatto. Pensa che Pantegana. Guarda, non è sbagliata questa cosa, perché il nome in realtà mouse derivava dal fatto che assomigliava chiaramente a un topo, perché il cavo dietro sembrava la coda di un topo. Ecco, ma lui l'aveva brevettato così, immaginando che poi in fase di commercializzazione avrebbero cambiato il nome, e invece è rimasto mouse per sempre. È andata bene. Sì. Il primo prototipo era fatto di legno, 2 rotelle di metallo che però permettevano di muoversi soltanto lungo gli assi delle X e le Y, quindi in verticale e in orizzontale. Poi insomma è migliorato nel tempo. Tra l'altro lui praticamente lo brevettò nel 1970, ma poi iniziò a essere commercializzato nel 1981, cioè 11 anni dopo, venduto insieme a un computer costosissimo che era lo Xerox Star 8010. Come no? Questo computer morì. No. Nel senso che non lo fecero mai più in pochi anni. Mai sentito io. Ma il mouse seppe sopravvivere proprio perché era piccolo, comodo, portatile e soprattutto utile. Un po' come te, Gaetano. Esattamente. Poi naturalmente sì, mouse evolse. Certo, ma adesso abbiamo mouse di tutti i tipi, wireless, ergonomici, piccoli, grandi, verticali. Perché no anche mouse sexy? A forma di corpo maschile o femminile, insomma, dove vai a cliccare, sui quali divertirsi a cliccare. No, che schifo. Cliccare. Scusa, Gai, però stavo pensando che tu assomigli veramente al mouse, ma soprattutto sai per una cosa? Per quale? Per la codina. Ma per piacere, ma dai! Che bello quando a Senz'altro domenica arriva il momento di giocare. Io amo questo momento in cui sfiderò Gaetano Rocco Guadagno anche oggi. Vediamo chi sarà. È il secondo gioco della domenica. Chi vincerà il titolo di ignorantello. Tu hai già perso il primo quiz della giornata. Sì. Qual è il tema, Marco? Come perde stavolta Gaetano? Ma perché? Vedi che così sono fatto apposta. Mi è venuto in mente questa cosa. Dovete indovinare se l'invenzione che vi dico inutile è stata creata oppure no. Bello, vai. Guardandovi ho detto. Guardandoci noi. Ok. Allora, attenzione, prima invenzione inutile, esiste oppure no? La paletta etica per la caccia agli insetti offre sempre almeno una possibilità al nemico perché ha un buco. No. Vero. No, secondo me è falsa. Bravo Pippo! Ma chi è che ha inventato sta cosa? Se un buco a forma di insetto sulla paletta, tu puoi schiacciarlo, ma lui comunque ha una possibilità. Ma per piacere. E allora lavela giocare. Ma chi l'ha inventato? Un animalista pentito? Come fai? Lo schiaccio o lo schiaccio? 2. Cucchiaio con lente di ingrandimento per sapere sempre cosa stai mangiando. Guarda, questa è talmente strana che secondo me sì. Io ho visto la forchetta automatica in Australia, per cui sì. E vince Gaetano. Sì. Una lente di ingrandimento attaccata al cucchiaio, tu puoi vedere cosa c'è sul piatto. La gente non sta bene. Attenzione, strisce pedonali portatili. No. Questa sarebbe bellissimo, però c'è forse o non c'è? Ma secondo me no, potrebbe essere no. Secondo me no. E invece esiste. Ma dove esiste sta cosa? Volete imitare i Beatles o attraversare la strada in sicurezza? Ma per piacere. Striscia pedonale portatile. Ma non credo che il codice della strada lo permetta. Dedicata a te. Sai il gioco delle 3 campane con i bicchieri? Ma perché dedicata a me? Perché siamo conosciuti? Ma che conosciuti? Allora, il gioco delle 3 campane etico. Bicchieri trasparenti. No, esiste oppure no? Allora, non può essere vera questa cosa. Sì o no? No. Falso. Ed è vera. Ma non ci credo, ma dai. Attenzione, ultima
zattera di salvataggio da mettere sul piatto di minestra per evitare che le mosche anneghino nel brodo. No, allora qui se è vera mi rifiuto. No, è falsa, dai, Pippo? non può essere falsa. Vera. E vince Pippo! Ma solo una mente malata può sapere queste cose. Attenzione, non è una mente malata, ma sono tutte delle strampalate invenzioni esposte al Nonseum, il museo del nonsenso che troverete in Austria. Ci sono tantissime cose, andate a vedere su internet perché è molto divertente vedere tutte le invenzioni. E vi dico in anteprima che da domani al Nonseum, il museo del nonsenso, andrà in onda anche questa rubrica. Ma è vero che Marco ha preparato una rubrica semiseria sul tema della lettura? Così sembra. Allora è semiseria perché noi tre siamo semi. Però rubrica questa cosa seria. che diciamo è seria, una rubrica seria perché d'inverno, insomma, si può, fine autunno, inverno, si può leggere tanto, anche d'estate al mare, però sai l'inverno ci sta, la stufetta magari accesa, bello, la copertina calda. Diciamo che c'è sempre un buon momento per leggere un buon libro. Bravissimo. Allora, vi voglio consigliare due libri che sono 4 in realtà. Esatto. Uno è una trilogia. Sicuramente non sei un libro di matematica, stai dicendo la cosa perché uno è una trilogia e l'altro no. Quindi totale fa 4. Ok. Allora, un titolo che si chiama Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joel Dicker, scrittore svizzero, edito da Bompiani, che non ci paga per dire questo titolo. Perché lo dici, scusa? Perché mi è piaciuto. Devo dire che è un libro forse un po' triste, forse un po' così. Parla della guerra, della seconda guerra mondiale, con la SOE, che non so se avete mai sentito, che è la Special Operation Executive. Pensavo che fosse quella che si mette nei scarpe. No, non le SOE dei scarpe, SOE, ma la SOE della SOE. guerra, che era incaricata di azioni di sabotaggio e intelligence. Dietro le linee nemiche? Sì, ma usando persone comuni. E quindi mamma qui ci mia, sono bellissima. delle persone comuni che fanno l'addestramento, poi vanno in missione, e la storia di questo bello. Sembra molto avvincente già è molto dall'incipit. avvincente, è anche triste, ma è anche molto vero. Siccome la guerra non è mai felice, però è una cosa per conoscere un lato anche umano di un particolare bello, mi è piaciuto molto. Poi ragazzi, non so se avete visto su Netflix Il problema dei tre corpi. Sì, visto, L'hai molto visto? bello. So che è tratto da un libro, l'hai letto? C'è una trilogia, il problema dei tre corpi, poi c'è la materia del cosmo e nella quarta dimensione. Se vi capita e avete tanto tempo per leggere, perché sono belli corposi, leggete ragazzi. Si parla di alieni, di altre civiltà, di nuovi mondi. Posso dire, a un certo punto, ragazzi, io pensavo che ci fossero qui fra noi, c'ero talmente dentro a questo libro che sarebbero potuti arrivare gli alieni, e per me sarebbe stato normale. Insomma, quello che vi voglio dire è: leggete quello che volete, se vi fa piacere leggetevi questi libri e fateci sapere che cosa ne pensate, e ricordatevi che leggere rende intelligenti. Ma come, scusa? E te che ho fatto te sta rubrica? Se leggi ecco, a monte tutto, a monte. È stato con noi all'inizio di puntata, torna con noi proprio quasi allo scadere l'assessore Ciano Contin. Senz'altro ragazzi, eccomi qua. Assessore tecnologia, lei come se la cava? Malissimo, per dirti io non ho i social. Ma veramente? Sì, no, allora, una volta li avevo tutti, computer, mouse, chiavetta, adesso mi sono stufato. No, scusi, assessore, quelli non sono i social. I social sono Facebook, Twitter, Instagram. Ti ho detto. Quindi lei non è con la tecnologia, insomma. No, non sono tanto afferrato, Ferrato. Almeno le basi. Dico WhatsApp. Senz'altro, mia moglie vorrebbe che lo caverei, però io non rinuncio mica a WhatsApp, perché come diceva Gandhi, puoi cavare un uomo da WhatsApp, ma no WhatsApp da un uomo. Scusi, non credo che fosse Gandhi a dire queste cose. Ma scusa, perché sua moglie non vuole che usi WhatsApp? Perché ogni tanto mi sbaglio, mando foto su gruppi dove che non dovrebbero andare. Tipo che gruppi, scusi? Non posso dirlo qua, ma è facile fare confusione. Non so come fa mia moglie, avrà 50 gruppi: genitori classe del Pico, squadra del calcio del Pico, genitori del catechismo del Pico, che dentro c'è anche Don Bruno, che non sei genitore, sia chiaro, ma chiaro che no, anche se lo chiamiamo padre. Senz'altro. Però non facciamo confusione. E scopriamo gli altarini. Per piacere, assessore, si concentri. Dopo gruppo compleanno nipotino Federico 1 anno, e Federico è in terza elementare adesso.
ma anche cancellarli i gruppi. Ma lei si sente in colpa a uscire dal gruppo, no? Dopo che il gruppo Pilates è 3 anni che non va, ma proprio uscire dal gruppo la farebbe sentire aresa, bandiera bianca, cellulite, prendete il mio corpo. Famiglia gruppo famiglia di origine sua, famiglia di origine mia, no, però non sono nel gruppo della famiglia sua. Cioè, un uomo non sarà mai presente nella chat della famiglia della moglie, ma viceversa senz'altro. Scusi, ma lei invece, questa è sua moglie, i gruppi di sua moglie, ma i suoi gruppi invece? Solo quelli strettamente necessari. Assessori e sindaco, assessori senza sindaco. Lo prendiamo in giro finché siamo in giunta. Devi stare attento però. Esatto. E dopo abbiamo un gruppo Ebeti Marsi. Ma scusi, com'è Ebeti Marsi? Amici storici. Dopo abbiamo Addio al celibato Matteo, che vi dico la verità, mi hanno buttato dentro, mi non sognanca chi che sia sto Matteo. Ma i manda di chi video che fa morire da ridere. Guardi, io e anche altri video. Chi è Matteo? Scusi, io sappi amici che sei Matteo. Sì, ma poco importa, perché anche oggi doveva fare un intervento intelligente, in 3 minuti non abbiamo imparato nulla. No, caro mio, da questa storia impariamo 3 cose. Allora, intanto che un uomo non avrà mai un gruppo WhatsApp serio sul telefonino, ma solo delle budellate. Secondo, che le mamme si ciucciano tutte le rogne. Tante mamme. E terzo, non me la ricordo, ma porta sfiga se non ti dici almeno 3 cose. Allora ne ho dette Ma 2. inizio puntata ha detto che non crede alla sfiga. Senz'altro. Finiamola qui, assessore. Ciao persone, buona domenica. E anche questa domenica giungiamo al termine di Senz'altro Domenica. Noi vi diamo appuntamento alla prossima domenica dalle 10 alle 12 qui su Radio Bella e Monella, sempre in nostra compagnia, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Bravo. Se vi siete persi la puntata di oggi o quelle delle altre volte, come possiamo fare? Beh, c'è una parola bellissima che si chiama podcast, che significa vi riascolto tutte le volte che voglio. Ma insomma, non vuol dire proprio quello, ma il concetto è giusto. Cercateci su Radio Bella e Monella o su marcoepippo.com. Esattamente come ogni domenica noi vi salutiamo con una citazione. Quella di oggi parla del tema del riposo ed è di Jim Rohn e dice: riposa quanto basta per recuperare le forze e fai del riposo una necessità e non un obiettivo. E quindi, cari amici, oggi riposatevi e divertitevi. Buona giornata, ciao! Ciao!